Allora, eccoci tornati in diretta dallo studio di TV7 Match. Siamo un po' in ritardo per i telespettatori che aspettavano l'intervento riguardante i risparmiatori truffati dalle banche. Vi informiamo che insomma abbiate pazienza, ancora mezz'ora, tre quarti d'ora e avremo modo poi di incontrare Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zellino Daunara, e parleremo anche appunto degli indennizi per i risparmiatori. Invece saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Buonasera al dottor Giovanni Leoni. Buonasera, dottor Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Odontoiatri. E buonasera anche al dottor Domenico Crisarà. Buonasera dottor Crisarà, segretario regionale della Federazione di Medici di Medicina Generale del Veneto. Allora, con voi parleremo ovviamente della situazione relativa al Covid, parleremo dei vaccini, parleremo dei tamponi. Ogni giorno si aggiungono notizie, una rincorsa sui numeri. Noi però questa sera vogliamo aprire occupandoci dei vaccini innanzitutto, anche per mettere un pochino in evidenza come in questo dramma, in questa difficoltà, il business sia sicuramente destinato a crescere, soprattutto per le grandi case farmaceutiche. Allora vediamo il nostro servizio d'apertura. Di fronte alle esigenze del profitto privato, la salute sta diventando sempre più importante. Quando Jonas Salk annunciò nell'aprile del 1955 la scoperta del vaccino antipolio, fu acclamato come l'uomo dei miracoli e soprattutto apprezzato perché rifiutò di brevettare il vaccino in nome del diritto alla salute di tutti. La sua idea era che i vaccini e gli altri medicamenti dovessero essere disponibili a un prezzo accessibile nell'ambito di un servizio pubblico senza scopo di lucro. Non è certo quanto avviene oggi. Troppo spesso infatti il profitto di Big Pharma si impone condizionando anche la salute pubblica. Così, mentre interi settori economici camminano sull'orlo del baratro, i grandi gruppi farmaceutici annunciano utili da record con prospettiva di ulteriore crescita. Si sa, la malattia è la benzina dell'industria più redditizia del mondo. La pandemia Covid garantirà guadagni giganteschi e gli accordi protezionistici già siglati sono destinati a peggiorare la situazione della cura, con una medicina che viaggia a due velocità, dove la salute non è più un diritto, bensì un fattore di ingiustizia sociale, dove c'è chi può e chi non può. Big Pharma sostiene che gli ingenti guadagni ottenuti dalla vendita dei farmaci servono a sostenere ricerche innovative con l'obiettivo di salvare vite umane, ma in realtà spesso quei proventi vengono utilizzati per aumentare il profitto o per comprare azioni delle stesse società. Non è da meno chi sta a capo di queste grandi aziende. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato della Pfizer, Albert Bourla, ha venduto il 62% delle azioni che aveva nel gruppo nel giorno dell'annuncio che il vaccino Pfizer era affidabile al 90%. Annuncio che ha portato ad un aumento di quasi l'8% del valore delle azioni. Una vendita che era stata preannunciata ad agosto, ma la tempistica ha destato non pochi sospetti. Ma la finanza è finanza e le aziende farmaceutiche vedono il Covid-19 come un'opportunità, una di quelle che capitano una sola volta nella vita. Il mondo ha bisogno di medicinali, c'è bisogno di farmaci, di vaccini, di test e decine di aziende stanno facendo a gara per produrli. Chi vincerà porterà a casa dei guadagni enormi e più la pandemia peggiorerà, più alto sarà il premio finale. Più si sta male, insomma, e più qualcuno guadagna. Intanto si firmano i primi contratti per le forniture con gli Stati. La Commissione europea ha siglato vari accordi per assicurarsi dosi di vaccino sufficienti per tutti i paesi europei. C'è un preaccordo, ad esempio, per il vaccino di Moderna, 160 milioni di dosi. L'azienda americana dovrebbe fornirne 20 milioni entro il 2020, ma destinati al mercato interno americano. Per il 2021 si stima una produzione di poco inferiore al miliardo di dosi. Il prezzo del vaccino, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe di 25 euro a dose, comprenderebbe anche una quota di profitto.
a differenza di altre ditte produttrici che lo cederanno, dicono, a prezzo di costo. Se dovesse rimanere confermato il prezzo, considerando i 450 milioni di cittadini europei, parliamo di una spesa di oltre 11 miliardi di euro, se tutti si vaccineranno, se poi serviranno dei richiami, fate voi i conti. Ma ricordiamo anche che lo sviluppo e la produzione di questo vaccino sono stati finanziati con oltre 2 miliardi di dollari messi a disposizione dal governo americano, dunque fondi pubblici, ed è per questo che si chiede trasparenza all'azienda e la messa in vendita al prezzo di costo. Per le prime forniture però almeno l'80% ci sarebbero già preaccordi vincolanti con paesi ad alto reddito, Stati Uniti compresi, e i prezzi comunque non sono dati ancora a sapere. Le dosi saranno sufficienti per tutti? Basteranno a coprire la richiesta anche dei paesi più poveri, quelli più colpiti? Il vaccino quindi potrebbe anche diventare un bene di lusso, potranno esserci vaccini di serie A e di serie B in base alla loro efficacia. Se così dovesse essere, renderlo un prodotto quasi esclusivo non aiuterà a venire fuori dalla pandemia, ma soprattutto non metterà al sicuro nessuno, se non gli utili dei colossi del farmaco. Beh, insomma, ecco, abbiamo voluto essere anche un po' provocatori. Dottor Leoni, si è aperta una vera e propria corsa, anche tra nazioni, tra l'altro, per la produzione di questo vaccino e c'è una corsa anche per aver certezza di poterle avere in numero sufficiente. C'è stata un'accelerazione come mai nella storia dei virus per quanto riguarda la produzione di vaccini. Tale era l'interesse per quanto riguarda ovviamente la pandemia mondiale. Sono quasi 70 le ricerche che sono partite alcuni mesi fa, praticamente 2 o 3 sono arrivate quelle che sono in una fase 3, cioè in sperimentazione a larga scala, ma cito i dati che mi raccontava il professor Palù, diciamo, su questo argomento. La problematica più grossa è che ci sono stati gli annunci, ma la realtà dei fatti è che bisogna completare ancora la fase di verifica delle complicanze, verifica dell'efficacia di vaccino con monitorazione degli anticorpi e poi bisogna infettare anche i volontari con il vaccino per capire se effettivamente questo funzioni. La problematica è che ci sono vari tipi di vaccini, monodose, 2 dosi, liofilizzato, congelato. Il problema più grosso probabilmente sarà quella della distribuzione, cioè una volta che saranno pronti questi milioni di dosi di vaccini, trovare un sistema di organizzazione per distribuirli, perché non è stata mai fatta in tempi recenti un'opera di vaccinazione così massiccia per quanto riguarda la popolazione. Preoccupante un recente studio, che è un sondaggio pubblicato sul Gazzettino 2 giorni fa, in cui nel nord-est si vedeva che il 30% degli intervistati non voleva vaccinarsi. Quindi c'è una diffidenza? Sì, c'è una diffidenza, la cultura ovviamente Novax è stata tramandata, ha fatto i suoi effetti. È estremamente, diciamo, preoccupante perché quando ci sarà un vaccino ci saranno delle categorie che dovranno per forza farlo, perché sono quelli a contatto con il pubblico. Beh, adesso dovrebbero arrivare una prima tranche di vaccini e è già stato detto, insomma, che dovrebbero essere 1.700.000 gli italiani che vengono vaccinati. Sì, presumibilmente vedremo la primavera prossima, perché in tempi recentissimi la vedo abbastanza dura, anche se probabilmente è il futuro e comunque, vista la pandemia mondiale e il tasso di diffusione e anche diciamo, lo stile differente di diffusione del virus attualmente, per esempio la Cina, la Corea del Nord sono aree bianche in questo momento, ma hanno una cultura locale, sociale, un rispetto delle condizioni di vicinanza, l'uso delle mascherine era già in uso in tempi precedenti, certo, per altri stili, per rispetto delle persone, insomma si può fare anche in un'altra maniera, per la verità, ma nella gran parte del mondo bisognerà vaccinarsi probabilmente per riuscire a accelerare quello che secondo il professor Palù è l'uscita da questa pandemia per evoluzione naturale del virus che normalmente attenua il suo effetto ma nel giro di almeno 2 anni e mezzo prima di
essere ridotto a un virus residente e che fa meno effetti collaterali al suo ospite come in questo periodo qui. Ecco, ma Domenico Crisarà, noi aspettiamo il vaccino per il Covid-19, ma anche quello per l'influenza. In questo periodo ci sono zone d'Italia dove scarseggia. Sì, è vero, ma scarseggia in questo caso per una cattiva programmazione, perché la produzione del vaccino per l'influenza inizia al gennaio precedente, cioè praticamente parliamo del gennaio 2020 in questo caso, e viene anche modulata in base alle richieste che si fanno. Quindi gli stati, gli stati, che chiedono. in questo caso le regioni. Per cui se tu aspetti troppo tempo per fare gli ordini, alla fine chi è arrivato prima di te se li prende, perché non c'è la possibilità di incrementare la produzione ad un certo punto, ed è quello che è successo. In Italia le regioni hanno fatto, perché viviamo in un paese strano, per il Covid si fa una gara europea con ogni Stato, invece per il vaccino influenzale si fa una gara regionale, ogni regione fa la sua gara, ogni regione decide quando la fa, e quindi alcune regioni, e più di una, tra cui alcune importanti come la Lombardia, l'hanno fatta troppo tardi, quando la produzione era finita ed era stata già accaparrata, perché i numeri erano diventati Sembra tanti. che la Lombardia sia sempre in ritardo in questo periodo, quindi trascura un po' l'aspetto, diciamo, sanitario, ma allora, se il rigore dei cinesi o dei sudcoreani è così preciso, vuol dire che questo virus si può combattere comunque in attesa del vaccino, e quindi è il nostro comportamento, è il concetto etico del comportamento delle persone che influisce sulla diffusione del virus. Prego. Sì, è il contagio interumano. Il contagio interumano si può interrompere, lo abbiamo dimostrato anche in Italia con Bo Euganeo. È stato un esperimento in larga scala con 3.500 abitanti rispetto ai 50-60 milioni di Wuhan, e ha funzionato anche qui da noi. Nel giro di alcune settimane a un certo punto i positivi sono stati ridotti a zero. Quindi diciamo che i più pericolosi sono i negazionisti del virus, no? Negazionisti sì, come i terrapiattisti, come tutti coloro che alla fine portano delle affermazioni prive di qualsiasi logica e sono pericolosi perché possono influenzare le menti più deboli. La gente che onestamente ha più problemi a distinguere il bene dal male e che vengono bombardati in maniera incessante dei messaggi molte volte contrastanti. Quindi il politico che va in giro facendo i selfie senza mascherina ha provocato una certa, diciamo così, leggerezza nell'affrontare il problema, perché è diventata una questione politica, non una questione sanitaria, è una questione che poi influenza l'economia, perché se il comportamento fosse di un certo tipo, ma lo dico anche nei ristoranti, ho avuto modo di vedere, dove il cameriere che viene a chiederti il menù ha una sorta di mascherina di plastica che evidentemente ha tutto meno che la possibilità di filtrare, no? E quindi abbiamo visto centinaia di trasmissioni sul Covid, sulle scuole, su tutto il resto, ma non ho visto una trasmissione che fosse ripetuta quotidianamente dove si faceva esattamente, si spiegava esattamente come il comportamento delle persone. Che poi magari in una regione come il Veneto abbiamo visto che le persone hanno un comportamento diverso rispetto a Milano o rispetto a altre regioni. Quindi l'educazione, parliamo di educazione, quindi è la sensibilità del comportamento, sapendo che non è il governo che chiuderà le scuole, sono io
che partecipo alla chiusura delle scuole, anche se poi mi lagno e do la colpa ad altri. Questa mancanza di partecipazione, abbiamo visto la trasmissione precedente come il grande dittatore Mussolini riusciva ad arringare le folle e farle pensare tutte nella direzione che volevano. Ora questo no, però un certo rigore, perché non è una questione politica, è una questione biologica e la biologia della politica non se ne fa niente, giusto? Allora, l'altro aspetto è: i vaccini funzioneranno o non funzioneranno? Perché abbiamo normalmente per gli altri vaccini i tempi tecnici erano 8-10 anni per avere il tempo necessario per valutare la validità del vaccino, la eventuale mancanza di conseguenza da vaccinazione, eccetera, eccetera, quindi si aveva una certa garanzia. Oggi la tecnologia è così avanzata che ci può consentire di avere un vaccino a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, perché ci siamo quasi. Prego. Ma secondo il professor Burioni, che ha tenuto delle lezioni su questo i tempi sono più lunghi. Anche adesso i tempi sono più lunghi, cioè vuol dire 2 anni, 1 anno e mezzo come minimo per avere tutti quanti i ritorni di cui lei affermava. E vedremo come sarà la situazione, perché purtroppo la diffusione del virus in questo momento, per ottenere quella che è la cosiddetta la mitica immunità di gregge, cioè un tasso di anticorpi adeguato per quanto riguarda il blocco della diffusione del vaccino, dell'infezione, si ottiene solo con la vaccinazione. Tutte quante le teorie che sono anche passate, per esempio quelle inglesi, diciamo, di far circolare il virus così si sviluppava l'immunità di gregge, sono state assolutamente disattese perché erano prive di fondamento scientifico. Ma le ricordo perché sono state dette da persone molto in alto dal punto di vista politico e organizzativo ed erano contrarie a quelle che la stragrande maggioranza degli scienziati affermava. Quindi c'è stata una grossa commistione, purtroppo, tra interessi politici contro quelli scientifici. Io mi ricordo, sembra ieri, il caso Di Bella, che ci ha messo alla berlina con l'intera comunità scientifica mondiale e si è dovuto scomodare dalla loro ministra della salute Bindi, il professor Veronesi, come autorità scientifica per condurre degli studi per cui veniva dimostrato che il metodo Di Bella non aveva fondamento scientifico. Ma la situazione anche all'epoca è stata trasformata in contrasto di tipo politico. Adesso la situazione pandemica mondiale è ovviamente mostruosamente superiore come tipo di interesse. Ma è vero anche che durante l'estate ci sono state purtroppo anche da parte dei nostri colleghi delle affermazioni che poi hanno colpito l'immaginario del pubblico, che non voleva altro che dimenticare il primo lockdown e festeggiare la fine di quella che era l'epidemia. Ma c'erano dei sintomi già molto importanti. Quando si parlava delle discoteche, il problema più grosso quest'estate era riaprire le discoteche, riaperte alla fine di luglio e precipitosamente chiuse a metà agosto. Perché? Perché il virus si è dimostrato presente, è bello, vivo e vegeto e anche in fase di diffusione. Come quelli che sono tornati in Italia dalle vacanze in luoghi dove il virus circolava tranquillamente, Spagna e paesi tipo la Grecia, Albania, Jugoslavia, che erano aree molto più dense come virus in quel momento, e hanno riportato in Italia il virus a fatica eliminato, perché noi siamo stati un'area bianca per tutta quanta l'estate con un tasso ai minimi storici come tasso di positività, certo, di importazione. Tale era la problematica. Poi è arrivato settembre e la storia dopo la conosciamo tutti, con la riapertura degli uffici, delle scuole, i trasporti rimessi alla massima di capienza, il non rispetto di larghe fasce della popolazione di una certa classe di età più giovane delle regole, ed eccoci qui a novembre con un'impennata che ha superato addirittura il numero di positivi della prima ondata. Certo, anche oggi 37.000 contagi. Sì. Insomma, sempre anche le vittime. Dottor Crisara, questi nuovi vaccini che sono usciti,
a distanza di un anno dal prelievo dei virus e dove sono stati raccolti questi virus. Perché abbiamo visto che in Germania, la Germania ha infettato l'Italia, perché una parte dei virus che sono diffusi a Milano non arrivavano direttamente da Wuhan, ma, questo hanno detto gli scienziati, hanno identificato una somiglianza con i virus che venivano non da altri paesi ma dalla Germania. Questo è all'inizio. Ma un'azienda americana avrà raccolto il virus in America, non credo che abbiano fatto una raccolta a livello planetario. Vista la mutazione dei virus, quanto sarà valido quel vaccino una volta che arriva in Italia? Ma ormai con le tecniche monoclonali prendono, in genere selezionano... Aspetti, scusi, dobbiamo spiegare monoclonari ai nostri telespettatori, se no si perdono. Praticamente sono delle tecniche di... perché una volta i vaccini si facevano, come dire... con l'allevamento dei virus e con l'uovo. Esatto, adesso non si usa più questa cosa, certo. si usano delle tecniche altamente sofisticate in cui praticamente si isola un pezzo dell'RNA virale più stabile, più, come dire... Una molecola un pezzo diciamo, del suo patrimonio genetico, che sarebbe quello che gli consente di entrare nelle cellule, sarebbe quello che lo caratterizza, che poi fa entrare nelle cellule umane e poi, non si può moltiplicare, perché lui si moltiplica se entra nelle cellule. In genere trovano capito, no? un pezzo che sia, come dire, costante in tutte le variabili virus, e poi lo fanno moltiplicare, quindi monoclonale, quindi viene clonato più volte, viene allevato, coltivato. Sì, in modo che quel pezzo si riproduca tantissime volte e da lì poi sviluppi, quello sia la parte che sviluppa la risposta immunitaria. Cioè si può moltiplicare un pezzo del virus, non tutto il virus. Non tutto il virus, ma un pezzo del virus, sì. Ho capito. Che non è tutto il genoma, ma è solo una parte che viene riconosciuta. E infatti c'è anche... È quella che crea la patologia, no, è il virus che crea la patologia, però è praticamente la carta d'identità per il nostro sistema immunitario. Ah, ho capito. Quindi il sistema immunitario, ecco perché poi... Gli diamo la possibilità di riconoscere quello che arriverà. Esatto, perché poi è il discorso, diciamo, dall'altra parte del plasma iperimmune. Sì. Cioè nel plasma iperimmune vengono, tra virgolette, concentrati degli anticorpi, che sono i nostri difensori, che già l'hanno incontrato il virus in quelle parti e quindi lo riconoscono e quindi, diciamo, possono debellarlo prima. Ecco. Che è la proteina transfert, no? Quella che trasferisce l'informazione al fegato, e poi c'è quella che invece produce... È parte del nostro, cioè è una delle situazioni, diciamo, base del nostro sistema immunitario, la cosiddetta memoria immunitaria. Genetica. Io volevo riagganciarmi un attimo al discorso dei comportamenti. Io sarei curioso di vedere domani pomeriggio com'è la popolazione a Piazza Duomo a Padova, perché se come i sabati precedenti troveremo, giustamente anche perché vuole dire ai nostri spettatori cosa succede al Duomo? Succede al Duomo, che è giustamente un luogo di ritrovo, soprattutto di ritrovo di giovani, che nella loro indole è quella, come tutti gli adolescenti, non voglio dire della ribellione, però insomma dell'infrangere alcune regole senza mascherina, tranquillamente, perché di quello che si diceva prima, quello che si è visto mancare è la coesione sociale, è il senso del bene comune, che è venuto a mancare in questo momento. Perché quello che lei diceva prima di Piazza Duomo a Padova si è visto in tantissime altre città. Dappertutto, dove non si è visto a Napoli, si è visto dappertutto, dove a un certo punto si è perso il senso della cosa. Io ho sentito frasi della serie, ma a me non importa tanto, io sono giovane, a me mi viene una febbre e mi passa, il problema è il tuo che sei vecchio.
Qualcuno ha usato anche queste cose. E quella è la parte più brutta, perché siamo passati da farci le serenate uno con l'altro sui balconi col tricolore, vorrei farvi notare che non se ne vede più uno sui balconi in giro, al fatto che ognuno viaggia secondo i propri desideri. È stato triste vedere la settimana scorsa, credo, 6 giorni fa, la gente che ha provato ad assaltare la casa di Gori, del sindaco di Bergamo. E secondo me, quando in una città dove hanno portato via i morti con i carri militari, camion, certo, succede sta roba qua, qualche problema ce lo dovremmo porre, non solo sulla pandemia. Certo, certo. Beh, allora vorrei proporvi un altro contributo, questa volta è il commissario Covid, Domenico Arcuri, che parla appunto della distribuzione dei vaccini e anche, diciamo, sul fatto che forse non tutti si vaccineranno. È il contributo numero 5. Per stabilire quando finirà la campagna di vaccinazione c'è bisogno di 2 risposte, una delle quali abbiamo insinuato e speriamo di poter presto chiarire quante dosi arriveranno davvero, e l'altra che non conosciamo quanti italiani vorranno farsi il vaccino. Io posso dire che sulla base delle previsioni non ancora validate dagli enti autorizzatori nel mondo, una parte importante della nostra popolazione potrà essere vaccinata nel primo semestre o comunque entro il terzo trimestre del prossimo anno. Bisognerà vedere di nuovo se i processi autorizzativi andranno regolarmente e velocemente tutti in porto e se tutti gli italiani o molta parte degli italiani vorranno farsi il vaccino. Cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo mettere a disposizione del Paese una rete, un sistema di distribuzione, somministrazione e conservazione capace di vaccinare fino all'ultimo italiano che vorrà vaccinarsi. Di questo io sono certo che lo faremo. Ecco, dottor Leoni, allora dipende da quanti italiani vorranno farsi vaccinare. Lei negli ultimi giorni ha detto che chi non si vaccina deve restare a casa. Noi isoliamo. Sì, intanto vorrei dire che sistemiamo la vaccinazione per l'influenza stagionale, che ha già i suoi problemi adesso, che già mi pare un punto di vantaggio per quanto riguarda poi l'influenza stagionale che ogni anno arriva tra gennaio e febbraio e che adesso viene a sovrapporsi alla situazione Covid, perché arriva anche quella, lì c'è il problema dell'occupazione post-letto, ma ne parliamo dopo. Sì, certo. Il problema è che qua anche nel Veneto alla fine i medici di medicina generale sono rimasti privi, diciamo, dei vaccini che stavano organizzando per quanto riguarda momenti adeguati per la vaccinazione della popolazione adesso, di quei soggetti a rischio oltre i 60 anni o con le patologie, diciamo, che devono indicare la vaccinazione gratuita per tutti col medico di medicina generale. In compenso le farmacie, per gente che quest'anno voleva vaccinarsi e ha detto compro anche il vaccino, me lo faccio fare, non hanno il vaccino per l'influenza stagionale, non lo trovano. Adesso ci mettiamo in gara per fare la distribuzione del prossimo vaccino Covid, che ha una carica emotiva 20, 30, 40 volte superiore di quella comunque dell'influenza, che è stata molte volte bellamente ignorata anche da quelli che devono farsela, anche molte volte purtroppo che dei medici. Vuole spiegare meglio questo concetto? Sì. Ha una carica? Questa della carica lo spieghi ai nostri telespettatori. Cioè, la carica nel senso che, carica emotiva, nel senso che il desiderio di fare la vaccinazione influenzale è stato sistematicamente abbastanza basso per la popolazione. Molte volte sono avanzate migliaia di dosi di vaccino, anche per quelli per cui erano stati stanziati. Invece la carica emozionale che c'è per il vaccino Covid
con tutta probabilità porterà maggiori masse comunque di cittadini a volersi vaccinare. È probabile che ci sia una parte che non voglia, d'accordo, ma comunque tutti quanti i soggetti, bene, che hanno un rapporto diretto col pubblico, e non parlo solo dei medici, degli infermieri, operatori sanitari, ma delle forze di pubblica sicurezza, ma anche di coloro che hanno rapporti professionali, tipo i ristoratori o tutti quelli che sono a contatto per pubblico, cioè dovranno alla fine farsi un vaccino, perché in questo momento la situazione non è come in altri momenti, è una situazione drammatica a livello mondiale, cioè l'eliminazione di questa infezione o con un comportamento adeguato come in Cina o con la vaccinazione, in una maniera o nell'altra dovremo risolverla a livello mondiale, perché la pandemia è mondiale, anche la soluzione è mondiale, non possiamo lasciare indietro una nazione rispetto a un'altra. È una questione proprio di responsabilità globale, perché si è visto che se dopo si lascia una nazione con il virus che circola, poco dopo ritorna anche una volta da noi, quindi si guarisce tutti insieme o ci si contagia tutti insieme. La soluzione è che dobbiamo metterci davanti all'evidenza dei fatti che siamo in un momento che non si era presentato in passato. Bill Gates l'aveva previsto 5 anni fa e si è verificato, e in questi 5 anni nessuno ha tenuto in conto di quello che bisognava fare per prepararsi all'eventualità di una pandemia mondiale. Adesso le faccio una domanda ovvia: cosa c'entra Bill Gates col Covid-19? L'aveva previsto. L'aveva previsto sì, perché? C'è una mitica sua diciamo, conferenza stampa in cui l'aveva previsto, che avevamo invece che lavorare per le armi, per altre situazioni, dobbiamo lavorare per prevenire la possibilità di una pandemia globale. Sì. La pandemia globale perché lui che poi si è verificata. Lui ha un'organizzazione che fa statistiche dalla mattina alla sera e con grandi fondi, e quindi è in grado di prevenire anche sulla base dei dati che riceve dalla telefonia mobile. E quindi lui raccoglie non solo questo, ma anche molti altri dati, perché poi naturalmente la raccolta di queste conoscenze può modificare il mercato. E lui, difatti, ha investito nelle case farmaceutiche. E non per caso, perché è vero che ha detto arriva la pandemia, che bravo, che buono, però lui ha detto, visto che ci sono riuscito a indovinare, ci metto anche i soldi e ci scommetto. È stata una scommessa allora. Oggi si è verificata. Io devo dire la verità che non c'era bisogno di tanta statistica. Spagnola bene, però. 1920, sì. Asiatica 1968, cicli di 40, 50, 60 anni. La grande differenza è che fino agli anni 60 la mobilità sul pianeta era relativa. Negli anni 20 ci si andava in nave, quindi partivi e arrivavi morto, quindi non c'era diffusione. Ora il contagio si muove alla velocità di circa 800-900 km l'ora, che sono quelli degli aerei. E quindi qualcosa che succede in un posto apparentemente lontanissimo ce lo si ritrova, come ha detto lei, in Europa e niente, quindi e non è stata l'Italia ad essere il primo paese. L'Italia da questo punto di vista è stato un paese un po' più di fessi, che l'ha detto e l'ha fatto, ma ci sono sospetti e prove che già era presente in Germania, che già era presente in Spagna, il virus, e che già si sapeva, e per motivi economici si è tenuto nascosto. Si è tenuto, diciamo, si è taciuto. Si è fatto un'omissione, un peccato d'omissione. Però c'era un protocollo, tutte le nazioni hanno un protocollo in caso di pandemia. Ne aveva uno anche l'Italia, ma era aggiornato al 2006 e non al 2017 come aveva fatto la Germania. E qui abbiamo delle responsabilità all'interno del Ministero
Lei ne sa qualcosa? Sì, era in un cassetto essenzialmente, ben riposto e al momento la problematica più grossa era quella, me lo ricordo, questo all'inizio di quest'anno, di lasciare l'infezione fuori dai confini dell'Italia tramite il blocco degli aeroporti, il blocco dei confini. Si pensava che fosse una situazione come quella della SARS, diciamo, che alla fine era rimasta, diciamo, confinata in Cina, e non si è fatto quello che era previsto e che doveva essere fatto in questi casi, cioè l'accumulo di mascherine, protezioni, DPI, disinfettanti, tutto quello che poteva servire poi e in caso di una epidemia. È stato pubblicato poi anche un fascicolo, un PDF dei consigli, sto parlando di fine di febbraio 2020, dei cinesi di Wuhan, dei medici universitari, in cui c'era già scritto tutto, i percorsi differenziati, il tipo di mascherine, le possibili terapie, che avevano condivise col mondo, e poi è stato tradotto Damiano Finanza in italiano qui verso i primi di marzo. Primi di marzo c'era già tutte le perché indicazioni. il responsabile del Ministero della Sanità non ha aggiornato il protocollo come hanno fatto tutti gli altri paesi, e l'avevano fatto per tempo, non si pensava che sarebbe arrivato il Covid nel 2017, però la Germania di volta in volta, in base alle pandemie che si sono localizzate, diciamo le varie epidemie che sono localizzate, ha aggiornato, quindi la Germania era già preparata, l'Italia non era preparata né con i tamponi né con tutti gli altri meccanismi di individuazione del virus, tant'è che il virus fu individuato per caso, no? Non fu una dottoressa che contro il volere... Lo riuscì ad isolarlo, nella cosa. Però guardi, da questo punto di vista è giusto che uno Stato, ed è quello che è venuto fuori poi da tutta questa storia, che da tutti i punti di vista quello che è mancato è la programmazione, quindi e non c'è dubbio. Però, voglio dire, la cosa alla fine, basta guardare il panorama che abbiamo intorno, ha preso tutti contropiede. I guai più grossi li stanno passando i paesi scandinavi, non lo dice nessuno. Il vantaggio di quelle della Germania, della Francia, è di avere economie più sane, più sostenibili, che hanno aiutato nelle chiusure, hanno aiutato in situazioni che noi non ci possiamo permettere, perché il nostro è uno Stato economicamente scassato, sostanzialmente. Sì, ma forse erano partiti avvantaggiati e hanno perso un pochettino l'abbrivio. Esatto, la cosa Germania grave è partita positiva e poi ha sottovalutato il virus. Nonostante tutto, questo è stato un grande paese, perché con l'impreparazione, con la mancanza è riuscito come nessuno in Europa e nel mondo occidentale a bloccare questa cosa. Poi è entrata, secondo me, un'inadeguatezza della politica. Cioè, io qualche sera fa ho sentito il presidente della Regione Sardegna dire che, perché la Regione Sardegna è al centro perché ha riaperto le discoteche, ma su spinta degli imprenditori, sentire dire da un politico ma la Sardegna era, ed è vero, libera dal Covid, no? Sono stati gli altri che me l'hanno portata qua. Sì, ed è vero, però tu hai fatto da camera di incubazione a tutti gli altri, che poi se la sono riportata a casa. Li hanno promossi al Nobel il virus. Esatto, per cui voglio dire, una politica che adesso, per esempio, io capisco ci sono le necessità dell'economia, le necessità perché chiaramente non abbiamo le capacità di sostenere socialmente chi ha questi danni. Ma non si può cominciare a dire, prospettare che Natale sarà diverso, però facciamo le aperture, perché si sta rifacendo la stessa solfa di giugno, quando bisognava aprire discoteche, quando bisognava fare cose. Noi possiamo pure, come dire, allentare i freni
verso Natale. Il problema E che poi è che poi si ricomincia, Certo. e la cosa è lunga. Cioè, non si risolve facilmente. mentre prima abbiamo cominciato a marzo e siamo andati verso la bella stagione, ora siamo a novembre, Certo, e ricominciamo. E dobbiamo Certo. arrivarci alla buona stagione. Certo. Allora abbiamo un attimo di pubblicità, ci fermiamo un momento, dopo torneremo Leggiamo dopo. Lo leggiamo dopo Sì. anche con i telespettatori, così vediamo cosa ci scrivono. A tra poco.